Salve amici di Bassano Online, oggi siamo qui con Giovanni Battista Sandonà, candidato sindaco per Unione di Centro. Buongiorno signor Sandonà, ci parli un po' di lei, della sua lista e dei motivi per cui ha scelto di candidarsi a sindaco. Buongiorno a tutti, sono Gianbattista Sandonà, vivo da sempre in centro storico a Bassano, vivo da sempre in città, ho 32 anni, circa 33 anni, compio 33 in questi giorni. Mi sono candidato a sindaco cappeggiando la lista dell'Unione di Centro che conta una ventina, 23 candidati, molti dei quali sono giovani, professionisti o studenti, già impegnati in città, vengono dal mondo del volontariato, dell'associazionismo o delle categorie. Una parte altra invece sono delle persone di esperienza, o pensionati o professionisti ancora attivi in città, con decenni di esperienza civica, di esperienza lavorativa. Diverse sono le donne che per noi offrono un contributo essenziale di novità e di visione nuova della città. Ci siamo proposti ai bassanesi perché crediamo di avere un programma civico forte, nuovo, di poter con un contributo giovane offrire spunti nuovi di prospettiva di futuro in favore della nostra città in relazione alla qualità della vita, ad una vita buona, ad una vita sicura. Ci illustri adesso i punti salienti del vostro programma e ci spieghi cosa pensate di fare se vincerete le elezioni. Il nostro programma è centrato sui principi di una vita buona, di una vita sicura, in relazione alla centralità delle persone, della singola persona e delle persone come collettivo e della famiglia, che è la cellula fondamentale della nostra società. Che cosa significa in concreto? Parliamo di urbanistica. Noi abbiamo costruito per più di 70.000 persone, eppure ci sono persone che non hanno la casa, stiamo consumando il nostro territorio, stiamo cementificandolo. Basta con questo menage, una nuova urbanistica, un nuovo regolamento edilizio, basta costruire, se non per le esigenze strettamente familiari, salvaguardare il territorio, ristrutturare e restaurare gli edifici già esistenti con contributi comunali, ispirarsi a una logica di sostenibilità propria delle città vicine. Parliamo ancora di viabilità e mobilità, abbiamo un piano urbano del traffico che non c'è, abbiamo una viabilità che strozza il centro storico e gli altri centri. Allora noi diciamo subito limite di 30 all'ora in tutti i centri, pedonalizzazione permeabile perché il piccolo commercio possa vivere e operare, ma pedonalizzazione per una città a misura d'uomo, di bambino, di ciclista, di anziano, nuovi parchi verdi, una nuova viabilità che preveda un circuito intorno alla città sul modello delle città tedesche, porti fuori strutturalmente il traffico dal centro storico, liberi i centri abitati dalla morsa del traffico, un nuovo modo di muoversi anche in città a piedi, in bicicletta. Questo percorso, questo progetto durerà diversi anni per essere progettato e realizzato, ne siamo consapevoli, prevede anche un quarto ponte a nord, però crediamo che sia necessario trovare una soluzione strutturale per la città e nel frattempo cercare soluzioni tampone coraggiose. Avevamo proposto 2 anni fa di intervenire con un progetto viabilistico nuovo, non si è fatto, abbiamo degli anni di ritardo, dobbiamo recuperarli. La mobilità ci vede in ritardo di decenni, abbiamo treni che emulano gli orari degli anni 50, siamo scollegati dai centri della provincia e della regione, dobbiamo tagliare con questa logica e chiedere a Venezia e a Roma nuove strade, nuove vie di comunicazione che ci permettano anche di avere un turismo che venga ancora più massicciamente nella nostra città. Il turismo e la cultura sono il nostro oro nero, ma se non abbiamo ricettività e viabilità che porti i turisti e li invoglia a venire a Bassano, rischiamo di rimanere tagliati fuori. C'è poi il principio di una vita sicura. Come la vita buona è ben più del benessere economico pur necessario, la vita sicura è più della sicurezza poliziesca o rispetto al crimine o al ladro. Ci vuole anche quello, ci vuole la repressione del crimine, ci vuole un terzo turno dei vigili che sia effettivo anche di notte, anche nei quartieri periferici, però ci vogliono tante altre cose. Ci vuole una sicurezza ambientale, che vuol dire monitoraggio delle PM10, vuol dire zonizzazione acustica. Ci sono quartieri in cui si trovano fabbriche ancora oggi a Bassano e la gente vive male, è stressata, è una malattia. Dobbiamo intervenire, zonizzazione acustica, PM10, qualità dell'aria, qualità dell'acqua. Anche questa è una forma di sicurezza. Sicurezza anche per i giovani. Se un giovane della mia età, 32-33 anni, si sposa o va a vivere con una
con la sua fidanzata o ragazza, si trova o a contrarre un mutuo che lo accompagnerà fino ai 65-70 anni, o a sperare nei santi genitori che lo aiutino, oppure in crisi totale, non avere una casa. Politiche per la casa, per i giovani, per le giovani coppie, per gli anziani, che spesso si trovano a essere confinati nelle case di riposo. Noi crediamo che invece il Comune dovrebbe intervenire per dare all'anziano, fin dove è possibile, la sicurezza di poter vivere in casa sua, con i suoi, con delle sovvenzioni. Questa è la prima soluzione. Poi, se non va bene, le case protette, come quella della zona dell'Istituto Cremona, e in ultimo la casa di riposo, dove va risolto il problema delle rette, come si è impegnato a fare il nostro assessore Valdegamberi. E ancora la sicurezza sanitaria, la sanità territoriale, per esempio. Perché un anziano o una persona devono passare un giorno per una medicazione ordinaria in pronto soccorso, quando potrebbe l'ASL stessa andare a fare visita a loro e sgravare il pronto soccorso stesso, agevolando magari gli anziani. Tra l'altro è intollerabile ormai che per arrivare in ospedale si devono fare i tassisti, che pure fanno un servizio utile. Servizi migliori, mobilità migliore, sicurezza della casa, dell'assistenza, sicurezza dal crimine e dall'illegalità, diritti e dignità per tutti, in cambio doveri e responsabilità da parte di tutti. E per concludere un breve spot per convincere gli elettori a votarvi. Arrivati a una settimana dalle elezioni non posso che chiedere a tutti voi l'attenzione e, se lo credete, anche il voto. Costruiamo insieme una stagione nuova. Questo è il nostro motto, costruire insieme, perché siamo convinti che se non ci diamo da fare tutti, associazioni, volontariato, categorie, gruppi politici, non verremo fuori dalla crisi di questi tempi. Una stagione nuova perché Bassano chiede un salto di qualità, una novità, anche un cambio generazionale, perché no, nel rispetto della tradizione ma anche capacità di innovazione. Se volete conoscerci meglio, visitate il nostro sito www.unastagionenuova.it. Sarà nostra premura in questi giorni farvi visita attraverso la cassetta delle lettere con il nostro programma, il nostro volantinaggio, le nostre proposte. Spero di rivedervi presto nelle strade della nostra città. Votate UDC, votate Giambattista Sandonà, sindaco di Bassano.